Pochi istanti dopo la scossa di terremoto sono state tantissime le chiamate dei cittadini che chiedevano informazioni, paura tanta come ci spiegano questi ragazzi che lavorano a Conegliano. Sì, l'abbiamo sentita, eravamo in ufficio e ha tremato tutto l'ufficio e quindi ci siamo un attimo spaventati, ma insomma per fortuna è andata bene qua. L'abbiamo sentita bene, cioè tremava tutto, non siamo scesi, però Paura. paura, sì, e per fortuna qui è andata bene. In zona pedemontana è stata sentita in maniera distinta. Sì, beh, Lampadario si è mosso per un bel momento. Sì, Un po' di paura. un po' di paura. La scossa si è sentita parecchio, non è durata molto, però insomma è andata. Paura un po'. Un pochino sì. Sentita voi? Ma un pochetto sì, l'abbiamo sentita, però dai, spero che stiano tutti bene, ecco, quello è l'importante. Anche a Treviso in prefettura i lampadari si sono mossi, per fortuna non si sono registrati danni nella Marca. Sì, si è sentito che sono palazzi antichi, quindi probabilmente sono anche, come dire, costruiti in maniera da non in qualche modo ovattare quella che è l'effetto. Speriamo bene, al momento non abbiamo elementi particolari. Tanti video e telefonate dei nostri telespettatori da ogni parte della provincia. Io ho guardato il lampadario qui del soggiorno e ho visto che si muoveva, quindi subito ho avuto la percezione, ho detto qui si tratta di terremoto e sì, sinceramente è stato veramente, cioè, una sensazione davvero brutta perché mi sono sentita proprio le gambe che mi tremavano e non sapevo nemmeno io come reagire, cosa fare. E improvvisamente abbiamo sentito una sensazione tipo un brusio di fondo, sembrava quasi un rumore, e poi questa scossa che ha fatto muovere sia le boccette di vetro dei farmaci che i lampadari sospesi. E aveva clienti in quel momento, Avevamo quindi c'è in stata quel paura. momento avevo un cliente, quindi ci siamo guardati negli occhi, abbiamo preso il gatto e siamo usciti immediatamente in giardino a vedere cosa succedeva. La paura è stata tanta anche perché ero da casa con i bambini e quindi ho chiamato subito i bambini in cucina che venissero vicino a me. E poi mio marito è salito anche lui, era fuori ed è venuto dentro casa per dirmi guarda che c'è stata una scossa di terremoto e in effetti il lampadario si muoveva tanto. Qua si è sentito chiaramente, ho fatto un giro di telefonate e tutti zona do Son Coscio mi hanno confermato di averlo sentito, chi più, chi meno.